dietro al campo ci stanno altre 1000 situazioni, a volte anche più belle, perché comunque scopri veramente tante cose. Il calcio per me è tutto. Ancora Maramao, tiene il pallone, Sonatiro, va con il destro, Maramao, ancora lui! La mia felicità assoluta, stare in un campo, toccare il pallone, che sia in Serie A, in allenamento, sotto casa, all'oratorio, in prima categoria, per me è sempre l'emozione più grande della mia vita e lo sarà sempre. Attenzione, è sbagliato, c'è Rossi che entra in possesso di palla, il sinistro! Rossi da fermo! Mi piaceva come piazza, mi piaceva come proposta, mi piaceva come sfida per me stesso. Se la cava la difesa, Paresce, il tocco per Morezzi dalla distanza, il gol bellissimo del numero 10, sempre lui, sempre Morezzi. Diciamo che sono riuscito a togliermi da brutte amicizie, grazie al pallone sono una persona buona. Bene, attenzione perché perde il possesso, c'è Stornelli, Rossi in aria, solo Rossi, la finta, para, rimane in piedi e poi un riflesso incredibile. Secondo me il calcio è divertimento, alla base di tutto c'è il divertimento. Portano la sfera a centrocampo, c'è Pantaleoni, può caricare il destro! Daniele Pantaleoni entra in una manciata di minuti. È la mia passione principale, cioè, ci penso tutto il giorno. Sta per partire Andrea Eusebi, rincorsa laterale lunga, Eusebi! Botta imparabile, piega le mani a Ripani, Andrea Eusebi. Il calcio è la mia vita, senza calcio non riesco a stare, vanno via i pensieri, quindi per me è tutto, il calcio è tutto. E appoggia Borsci dentro, c'è Princigalli tutto solo, porta vuota e Princigalli Lorenzo. Sbagli e ti devi rialzare, e vicino hai persone che sono disposte a lottare per te, qualcuno non è disposto, è un po' una metafora della vita. Adesso però Quinquinio con la sua rincorsa prova il sinistro, Quinquinio e la rete Quinquinio, una punizione straordinaria.